Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio: alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata proprio all'emergenza coronavirus. Sappiamo, ieri Zaia era impegnato con una visita importante diplomatica, possiamo dire. Oggi invece sappiamo che sarà presente. Molti temi di cui parlerà il governatore, tra l'altro un tema che ha già anticipato l'assessore Lanzarin nella giornata di ieri, ovvero che stando così le cose e non essendoci prospettive per cambiamenti importanti di dati, il Veneto è quasi certo di poter passare in zona bianca dal 7 di giugno, quindi cambia un po' tutta quello che è stato detto nei giorni scorsi, cambia tutto, perché naturalmente la zona bianca riduce praticamente a zero quelle che sono le restrizioni, le prescrizioni, e tutto il sistema di chiusure e riaperture va un po' rivisto, quindi si potrà in teoria, perché al momento finché non c'è qualcosa di nero su bianco, sono tutte ipotesi, si potrà tornare a una vita quasi normale a partire dalla prima settimana di giugno. Allora noi siamo in attesa come sempre di poterci collegare con i nostri giornalisti sul campo. In questo momento però stiamo aspettando ancora notizie, soprattutto dalla redazione padovana, quindi cominciamo a fare una sorta di riassunto delle puntate precedenti e vediamo che cosa aveva detto l'assessore Lanzarin proprio sull'accesso del Veneto alla zona bianca. L'interpretazione, ripeto, che è stata data non per i matrimoni ma per le piscine, quindi ripeto quello che ho sentito un quarto d'ora fa, è quella che però chi è in zona bianca quindi anticipa l'apertura delle piscine. Il 7 giugno quindi, con l'ingresso del Veneto in fascia bianca, le oltre 100 piscine al coperto del territorio potranno riaprire. Questa almeno la linea che si sono date le regioni nell'ultima conferenza, anticipando di fatto la roadmap del decreto governativo che ne fisserebbe la partenza il 1° luglio. Da capire ancora se lo stesso principio varrà per parchi tematici e matrimoni, che sulla carta dovrebbero iniziare il 15 giugno. Approfondimenti sono in corso da parte dell'ufficio legislativo regionale, migliaia i lavoratori e le imprese in attesa del verdetto. Ovviamente la base per ogni tipo di ragionamento è tenere bassa la curva del contagio per altre 3 settimane. Il bianco è una prospettiva solida ma non scontata. RT 0,74, incidenza 44,9 su 100.000. Quindi noi siamo sotto la famosa soglia dei 50, incidenza di 50 casi sui 100.000 abitanti. Voi sapete che i 50 casi sui 100.000 abitanti devono rimanere per 3 settimane consecutive per passare in area bianca. Chiaro che al risultato contribuisca la campagna vaccinale, che può contare su nuove forniture. Nelle ultime ore 160.000 nuove dosi Pfizer sono arrivate in Veneto insieme a 18.000 vaccini di Moderna. Domani, quindi venerdì 21, arriveranno le 38.600 dosi di Moderna che dovevano arrivare, quindi anche in anticipo per la settimana prossima, e 17.000 dosi di Johnson & Johnson. Restano 50.000 posti liberi e prenotabili per gli over 40, ricordato Lanzarin, anche se la mappa varia da ULSS a ULSS. E a proposito di vaccini, il Veneto continua a ribadire la volontà di immunizzare i turisti, ma nessuna fuga in avanti. La volontà è quella di trovare un'uniformità su tutto il territorio nazionale, proprio per dare un servizio che sia uguale dappertutto. Sul tema dei colori delle varie fasce di rischio e delle regioni arriva una nota molto importante dall'ANSA, perché con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi, quindi sappiamo che il venerdì è la giornata dei colori, tutta l'Italia sarà in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza. Allora, notizia importante: tutta Italia è in zona gialla, quindi si scende verso un'area di rischio minore rispetto a quello che si era visto fino a questo momento. Vedremo poi i dati riguardanti le vaccinazioni e anche quelli riguardanti l'emergenza coronavirus. Come sempre i dati li vediamo più a ridosso della conferenza stampa di Luca Zaia, perché il numero di vaccini è sempre maggiore, il numero dei contagi è sempre minore, la pressione sulla sanità in Veneto è sempre più bassa, quindi con
queste premesse possiamo dire che si sta andando verso una situazione molto positiva. Naturalmente è tutto legato poi a situazioni contingenti, a novità e a eventuali focolai, però per il momento le cose si stanno mettendo bene, lo dice anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, lo dice su Facebook, insomma ci fidiamo, lo riporta l'ANSA. Allora abbiamo visto che una delle più importanti novità di questo momento riguarda le piscine, che sono il settore che è rimasto al palo più di tutti dopo le riaperture, dopo l'allentamento delle restrizioni. Si rischiava un ulteriore tracollo, invece la notizia del probabile ingresso, quasi sicuro ingresso del Veneto in zona bianca cambia molto le cose. Noi siamo andati proprio in piscina per vedere che cosa può succedere. Noi siamo al blocco di partenza perché l'ipotesi fino a qualche giorno fa era di poter riaprire anche in vista dei centri estivi. La doccia fredda di lunedì ci ha reimposto la chiusura fino al 1° di luglio. La vasca principale è pronta, ma per rivedere i nuotatori in acqua si dovrà ancora aspettare. La cabina di regia ha fissato la riapertura delle piscine al coperto per il 1° di luglio, una decisione che gli operatori del settore definiscono allucinante in una situazione di crisi già drammatica, con il 60% degli impianti che rischia di non riaprire. Come federazione è stata una pura esplosione di rabbia. Non tanto per la tutela della sicurezza, ma l'ingiustificazione rispetto a questa scelta, che ha ferito tutti, non solo noi come gestori, ma i nostri utenti. Il confronto con le istituzioni è serrato in questi giorni. Proprio oggi sono arrivate rassicurazioni dall'assessore Lanzarin, che confermerebbe per le piscine al chiuso la riapertura con il passaggio del Veneto in zona bianca e quindi, se i dati lo consentiranno, il 7 giugno. Noi siamo molto determinati. Devo dire che l'ANCI Veneto e la Regione Veneto ci sta dando grande conforto. Come spesso avviene in Italia, si vive di escamotage, per cui l'idea della zona bianca, quindi con l'entrata del Veneto probabilmente il prossimo 7 di giugno, dovremmo riuscire ad aprire in base a quella che la normativa nazionale ci impone. Stiamo attendendo conferme perché ormai siamo abituati da oltre 14 mesi a vivere all'ultimo minuto, ecco perché vedete le vasche piene, perché per arrivare a questo livello di agibilità a noi servono 10 giorni, non possiamo pensare di avere una comunicazione il mercoledì per il lunedì successivo. Quindi questa è la situazione delle piscine e speriamo di potervi raccontare un cambiamento positivo per questo importante settore, un comparto che, come dicevamo prima, sta patendo davvero da molto tempo le ricadute dell'emergenza coronavirus. Torniamo a vedere l'ANSA, perché con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà in zona gialla e questo lo sapevamo già. E il Ministro Speranza dice anche, raccomanda di continuare su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità. Lo afferma ancora su Facebook il Ministro Speranza, quindi fiducia, prudenza e gradualità è un po' un richiamo alla massima attenzione, come dice quotidianamente ormai Luca Zai, attenzione, non è mai un liberi tutti, perché dobbiamo sempre stare attenti all'igienizzazione delle mani, al distanziamento sociale, a quella che è l'uso delle mascherine. Tutte le precauzioni che conosciamo molto bene dovranno proseguire, anche se la campagna di vaccinazione andrà a coprire la gran parte della popolazione, bisognerà continuare a stare attenti. Noi anticipiamo di qualche secondo la pubblicità, quindi con Cristiano Facca in regia andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo da pochissimo, ci colleghiamo con Padova per sentire le ultime novità. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e come sempre facciamo tutti i giorni, andiamo in diretta via Skype con la nostra redazione padovana per sentire le ultime novità dalla città. Abbiamo Valentina Visentin in collegamento dal centro storico con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, sì, mi trovo all'esterno dell'azienda ospedaliera di Padova
perché per parlare insomma un po' per fare il punto sulla situazione contagi nel Padovano e per soprattutto darvi finalmente delle buone notizie, perché la situazione è incoraggiante, si conferma il trend in diminuzione dei contagi, l'alleggerimento notevole della pressione sulle terapie intensive. L'abbiamo sentito proprio dalla viva voce del direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben, la soddisfazione e l'ottimismo per questo calo importante dei contagi. In 24 ore a Padova ci sono registrati solo 30 contagi, uno dei dati più bassi dell'ultimo periodo, quindi questo è un dato veramente importante. Questo va affiancata ovviamente la prudenza come sempre, il distanziamento, le mascherine e anche il buon esito della campagna vaccinale, visto che al momento tutti i posti prenotabili sono già stati occupati, quindi vuol dire che c'è stata una risposta davvero importante della popolazione, tant'è che alla conferenza dei sindaci dell'USL 6 si parla addirittura di potenziare i centri vaccinali con 2 nuove aperture dislocate in provincia per raggiungere anche quelle aree più lontane dalla città, visto che si è notato che il maggior numero di vaccini viene concentrato sulla città di Padova, che non è sempre molto facile da raggiungere per quei comuni che si trovano alle estremità della provincia. Quindi il presidente della conferenza dei sindaci dell'USL 6, Visato, pare abbia intenzione di valutare la possibilità di aprire altri 2 sedi vaccinali, uno nella bassa padovana e una nell'alta padovana, proprio per raggiungere anche quegli ultimi ultra ottantenni o settantenni che ancora mancano all'appello per la vaccinazione. Ultra ottantenni e sanitari, che sono gli unici che possono però presentarsi attualmente ai centri vaccinali senza prenotazione per poter ricevere la dose di vaccino, mentre tutti i posti per i quarantenni, cinquantenni e sessantenni al momento sono esauriti, in attesa, anche perché ci spiegavano proprio ieri dall'USL, le nuove dosi in arrivo annunciate ieri dall'assessore regionale Lanzarina andranno a coprire al momento le prenotazioni già fatte e i richiami delle seconde dose. Ecco, questi sono un po' i dati. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, il dato dell'azienda ospedaliera parla al momento, con le verifiche che si stanno facendo in questi giorni, di 700 dipendenti di azienda ospedaliera che ancora su 8.000 e più oltre 8.700 che non hanno aderito al momento alla campagna di vaccinazione per motivi che sono ora al vaglio dell'azienda ospedaliera. Però di questi 700 almeno 100 hanno già prenotato la vaccinazione. Questo è molto importante. Valentina, ti chiediamo anche, poi vi lasciamo andare perché vediamo che la situazione è un po' in divenire a Padova e anche la vostra posizione potrebbe essere un po' scomoda da mantenere. Valentina, che aria tira a Padova? Sono già arrivate le prime ripercussioni, ovviamente si spera positive, dell'annuncio della zona bianca quasi certa per il Veneto a partire da giugno? Diciamo che i più interessati dalla zona bianca sono, per quanto riguarda le attività, le piscine, perché nel DPCM si parla di riapertura al coperto per il 1° di luglio. Con il passaggio in zona bianca, il possibile passaggio in zona bianca a giugno, anche le piscine potrebbero riaprire al coperto già da giugno, quindi un mese in più di attività. Queste, insomma, e poi c'è tutta la questione dei matrimoni, che è sempre in divenire, si sta cercando di capire novità, sono attese oggi dalla cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico e quindi insomma sarebbe un segnale importante di ripresa. Per quanto riguarda le attività di ristorazione si vede sempre la città sempre più affollata e comunque viva, e questo è un dato significativo, insomma, che la ripresa sta andando bene. Molto bene Valentina, noi ringraziamo te e Federico Cibotto per questo collegamento. Ovviamente se ci sono notizie da Padova non esitate... Sicuramente sì. Volevo fare un annuncio, sì, perché nel TG di Padova stasera ci saranno importanti notizie che riguardano anche il futuro della nuova pediatria. Molto bene. Potrebbero essere davvero ore importanti per il progetto esecutivo. È vero, ne avevamo accennato ed è importantissimo per Padova la fine, si spera, la conclusione di un percorso che sta tenendo un po' con il fiato sospeso la città, quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori, ai TG di questa sera per tutti gli
approfondimenti. Buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, grazie. Torniamo in studio e lasciamo i nostri colleghi alla raccolta delle notizie da Padova. Allora, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e visto che si parla di zona bianca, di possibilità di tornare a una nuova normalità, di fare molte delle cose che non si potevano fare, però probabilmente o certamente, questo ancora da capire bene come sarà strutturato, per farne molte servirà il Green Pass, il certificato verde. Noi siamo andati a chiedere ai bassanesi che cosa pensano appunto di questo Green Pass. E si sta parlando moltissimo questi giorni di Green Pass, e cioè la possibilità di viaggiare e partecipare ad eventi se si è stati vaccinati oppure se si è risultati negativi ad un tampone. Ma i bassanesi che cosa ne penseranno? Lo vorranno oppure no? Siamo andati a chiederglielo. Sì, sì. È favorevole quindi? Sì, sì, favorevole. Spero di averlo, adesso con la seconda vaccinazione, quindi io voglio girare. Non favorevoli. Contrarissimi. Contraria sicuramente. Come mai? Sì, non vedo il motivo. Favorevoli. Come mai? Mi dà un po' di più sicurezza. Per certi, come si può dire, eventi, sì, si può... favorevole, insomma, ecco. Certo che sono favorevole, protestiamo per queste cose qua e poi quando andiamo in internet diamo la password per tutto, cioè la nostra privacy. E legato a doppio filo col tema del Green Pass c'è quello dei vaccini. Noi abbiamo però approfondito anche il tema dei vaccini ai giovanissimi. Il nostro auspicio e anche le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28 di maggio EMA possa dare l'ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. È destinata ad allargarsi alle nuove generazioni la campagna vaccinale anti-Covid e potrebbe accadere prima del previsto, considerato anche l'arrivo di 20 milioni di dosi di vaccino nel mese di giugno, la famigerata spallata al virus, per usare il termine pronunciato dal commissario Figliuolo esattamente una settimana fa in Veneto. Questa è una bellissima notizia perché noi potremmo allargare la platea dei vaccinabili e quindi non fermarsi alle persone di 16 anni ma arrivare sino alle persone di 12 anni e quindi gli studenti della scuola media potranno essere a breve inseriti nel piano di vaccinazione. Per l'epidemiologo quindi l'allargamento ai giovanissimi potrebbe segnare ulteriormente il passo di una campagna che sta procedendo bene e che adesso può contare anche su un alleato naturale. La combinazione del bel tempo con questo quantitativo di dosi potrebbe aiutarci a dire di aver fatto un grosso passo in avanti, un enorme passo in avanti nel capitolo conclusivo di questa bruttissima esperienza che ci ha accompagnato in questo anno e mezzo. L'importante, ricorda Guerriero, è continuare a fare attenzione. La somministrazione del siero non coincide con la completa immunizzazione. L'avviso vuole essere di guardare i numeri con una certa attenzione e vuole essere anche per le persone di dire di fare attenzione perché non siamo immuni subito dopo il vaccino ma dobbiamo aspettare appunto questi 10-15 giorni. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo e fra 10 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra pochi minuti inizierà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Giornata importante, abbiamo sentito il ministro Speranza, ha confermato che tutta l'Italia sarà in giallo. In questa situazione il Veneto punta già al bianco fra meno di 3 settimane, quindi pronti ad andare in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera. Intanto vediamo una notizia di cronaca che arriva
dalla Bassanese perché la Guardia di Finanza ha effettuato un blitz in un laboratorio artigianale gestito da un cittadino cinese a Rossano Veneto, nei pressi di Bassano del Grappa. Sono stati identificati 24 lavoratori, tutti cinesi, di cui 7 impiegati completamente in nero senza alcuna comunicazione obbligatoria preventiva, e 3 dei 7 lavoratori in nero erano anche privi del permesso di soggiorno, quindi irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Inoltre questa opificio non era a posto dal punto di vista della normativa, mancavano i requisiti delle dimensioni, aerazione, illuminazione prescritti, servizi igienici in cattive condizioni. Hanno portato quindi alla segnalazione in procura di un cittadino cinese e è stato chiuso l'opificio e multato il titolare. Questa era una notizia appena arrivata con un video della Guardia di Finanza, di cui naturalmente approfondiremo questa sera tutte le dinamiche. Noi andiamo a vedere invece gli ultimi dati disponibili per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in attesa del governatore Luca Zaia. Vediamo le vaccinazioni. Allora, vaccinazioni, l'ultimo dato disponibile ci dice che in un giorno vengono fatti circa 29.000 somministrazioni in Veneto, per un totale dall'inizio della campagna di 2.395.000, ma è arrivato il governatore e tutto il resto ce lo dice lui. Ben trovati. In attesa di iniziare, buongiorno a tutti. Ieri sono mancato il ricevimento dell'ambasciatore americano. Sono stato degnamente, egregiamente e superlativamente sostituito. E poi c'è stato il saluto del generale dei carabinieri Parrulli, che va a New York, e quindi un bel incarico all'ONU a New York, e ci ho tenuto, e dopo un po' di attività in regione, perché non c'è solo Covid, per fortuna, no? E questo è anche giusto ricordarlo, perché si va in attenuazione dell'infezione ed è giusto che si riprenda anche come attività, le attività normali, insomma, quelle non ordinarie, sono sempre straordinarie, però insomma che ci sono anche altre cose di cui dobbiamo occuparci. Allora io darei inizio al bollettino, alla lettura del bollettino, poi 2 informazioni. Innanzitutto i tamponi rapidi ad oggi sono 4.670.000 e quelli molecolari sono 5.287.000. Il totale è 9.957.758, se vi interessa anche l'ultima cifra, 9.957.758. Vuol dire verosimilmente che nel giro di 2 o 3 giorni arriveremo ai 10 milioni di tamponi. I positivi trovati in queste 24 ore sono 274. 274 positivi su 31.000 tamponi, 31.295 tamponi, fa una prevalenza un'incidenza dello 0,87%. Vedete che siamo sempre più in calo. Anzi, questo è il dato più buono della storia, 0,87, durante le infezioni. Quando non c'è infezioni va a 0 e fine. Positivi ad oggi sono 421.557. Questa è l'azione della rete dei quasi 10.000 tamponi, ci hanno permesso di trovare 421.557 positivi. Cosa è successo? I positivi ad oggi, non caricando tanti positivi ogni giorno, ma scaricandone tante perché si negativizzano, sono 11.791. Se guardate questo dato vuol dire che in una settimana l'abbiamo dimezzati, era 22.000 una settimana fa. I ricoverati di oggi sono 868, meno 35. Non avendo positivi, non caricando in ospedale, si scarica meno 35.
I ricoverati in area non critica sono 770, meno 34. I ricoverati in terapie intensive sono 98, meno 1. Vi ricordo sempre che per noi sono positivi e negativi questi ricoverati in terapia intensiva, perché se andate a vedere i dati che noi inviamo sono molto più bassi, perché noi dobbiamo dare solo i positivi, però noi per un fatto di trasparenza diamo la storia del paziente e come si evolve. Le terapie intensive non Covid ci danno 321 pazienti. Allora attenzione a questo dato, 321 più 98 fa 4,19, però attenzione a questo dato. Mediamente il Veneto ha dai 250 alle 300 persone in terapia intensiva non Covid. 321 vuol dire che si sta lavorando dentro quegli ospedali, vuol dire che gli ospedali sono a pieno ritmo, cioè avere un 321 è un numero grande rispetto alla normalità per noi. Quindi vuol dire che si fanno interventi chirurgici, vuol dire che sono riprese le attività operatorie in virtù del fatto dello sblocco che è stato fatto ormai un mese fa. I decessi sono 11.521 più 14. Anche qui sui decessi vorrei ricordarvi che siamo l'8ª regione in Italia per mortalità, siamo quella che ha meno mortalità tra le regioni più colpite dal Covid, sostanzialmente il nord Italia. Vi ricordo che il dato OMS ci dice che i morti nel mondo sono 3.400.000. C'è stato un dato Istat di 2 o 3 giorni fa che diceva che i morti avuti con il Covid superano quelli della seconda guerra mondiale. OMS oggi ha dichiarato, lo ha dichiarato guardate un'ora fa, ha dichiarato che si calcola che siano almeno 3 o 4 volte superiori i morti di Covid di quelli dichiarati. Anche l'istituto Tom Hopkins ha dichiarato che i 3.400.000 morti nel mondo non sono sicuramente un dato reale. Questo ci deve far pensare sull'impatto del Covid a livello internazionale. I dimessi sono ad oggi 21.483. Allora, voi sapete, ieri so che l'assessore Lanzarin ve l'ha detto, noi siamo zona bianca. Solo che avendo cambiato le regole siamo zona bianca sulle carte, ma non lo siamo di fatto ma non di diritto, ecco, dovremmo dire così. Lo siamo di fatto perché i parametri sono da zona bianca. Abbiamo 0,74 di R con T, quindi da basso, abbiamo 44,9 positivi su 100.000 abitanti, siamo sotto i 50 che è proprio da zona bianca, e abbiamo, e lo avete visto nella comunicazione tra ieri sera e oggi, l'Istituto Superiore della Sanità dice tutte le regioni sono fuori sono a rischio basso e sono sotto le soglie di coefficiente di riempimento da allerta. In particolar modo il Veneto ha 9% di tasso di occupazione, anzi un po' più basso oggi, ma comunque vi diamo il dato settimanale degli ultimi giorni, 9% di terapie intensive occupate rispetto a quelle che potremmo avere e 9% sull'area non critica. Ai veneti cosa dico? Dico che non è la festa della liberazione, non abbiamo vinto nulla, se non quello che dobbiamo ancora stringere i denti, sapendo che siamo aiutati da una macchina della sanità del Veneto che funziona, sapendo che questa macchina della sanità con 1.300 persone va anche a fare i vaccini assieme ai volontari, che ringrazio tutti, sapendo che oggi noi abbiamo già ad oggi inoculato 43.000 dosi nelle ultime 24 ore e ci stiamo avviando ai 2,5 milioni di dosi, che probabilmente accadrà domani, tra domani e massimo dopodomani, perché sono 2.441.307 dosi inoculate stamattina alle 6 del mattino quando è arrivato il bollettino, 2.441.307. Quindi immagino che nel giro di un paio di giorni arriveremo ai 2,5 milioni, mancano ancora 49.000 dosi. Detto questo,
cosa vi dico? Vi dico che bisogna non abbassare la guardia, continuare a portare la mascherina. La mascherina è ovvio che poi diventerà, qualcuno si è messo a sorridere, diventerà come l'ombrello, no? Lo usi quando serve. Quando saremo, lo diceva il professor Vaia stamattina, quando supereremo il 50% dei vaccinati probabilmente non servirà più. Ma io penso che questo sta già accadendo in giro per il mondo. Certo è che dobbiamo dire ai cittadini che quando sei vaccinato, se sei insieme a persone non vaccinate devi portare la mascherina, perché il vaccinato può veicolare il virus e non ammalarsi, tradotto in maniera molto semplice. Quindi fondamentale portare la mascherina. Ovviamente all'aria aperta poi non la porteremo più, perché strada facendo non si porterà più, e la utilizzeremo, io penso che diventerà quasi un accessorio, no? Entri all'ufficio postale strapieno di gente, ti metti la mascherina e nessuno si mette a sorridere, a prenderti in giro. Se lo facevamo 2 anni fa, qualcuno diceva sto qua è matto. No, se la metteva se la toglieva, poi c'era anche chi la doveva portare per altri motivi. Io penso che sarà così, per questo dico come l'ombrello. Non è una mancanza di rispetto nei confronti di un presidio sanitario come questo. Le vaccinazioni stanno andando bene e ci aiutano a venire fuori da questo incubo. Lo vediamo sui dati, lo vediamo sui ricoveri, lo vediamo sulle età dei ricoveri. 97,8% gli over 80 vaccinati, 84,7% i 70-79 anni vaccinati, 84,7%, molto alto. I 60-69 anni vaccinati, 80,1%. Ci stanno stupendo. Vi ricordate quanto lenti sono partiti? Adesso c'è il recupero totale. 80% vuol dire che 8 su 10 sono nel nostro programma vaccinale e alla fine saranno vaccinati. Quando io vi dico 80% vuol dire vaccinati e prenotati. Dei 50-59 non si sono persi d'animo perché hanno già raggiunto il 68%. I 40-49 siamo al 46%. Io faccio appello ai 40-49, qualora avessero deciso di vaccinarsi, vi ricordo che la vaccinazione è volontaria, ci sono ancora 43.000 posti liberi. O meglio, posti che noi abbiamo messo nelle agende ipotizzando degli arrivi di vaccini, per dire sta settimana AstraZeneca non si è visto. E la prossima settimana avremo un arrivo di 127.000 vaccini preventivato, quindi di gran lunga inferiore ai famosi 200.000 settimanali. Sì, 127.000. Per cui c'è un po' di altalena, però vi ripeto, da qui al 16 di giugno ci sono 43.000 posti liberi. Ieri l'assessore vi ha detto circa 50.000, 7.000 si sono consumati. Adesso l'appello che faccio è cercate di dar fondo, perché poi noi non li lasciamo tanto liberi sti posti. Prego. Perdoni l'interruzione, il problema è che... una delle tre questa? Vediamo un po', dai. No, il problema è che questi posti liberi sono concentrati su alcune perché per cui la gente dice ma come sono concentrati, non è colpa di nessuno, voglio dire... Ma infatti stamattina abbiamo proprio ragionato con l'assessore, sto dicendo affrettatevi dove trovate le agende libere, perché dopo non escludo anche una ridistribuzione nel momento in cui, per dar modo a altri 40-49 anni che possano, diciamo, chiudere il loro percorso vaccinale. Quindi lasciamo ancora dei giorni di spazio, dopodiché non escludiamo redistribuzione, per rispondere alla tua domanda. Per capirci, Treviso ha 11.000 posti liberi in questo momento. Se i 40-49 anni sulla provincia di Treviso li esauriscono, perché sono loro, bene, se no magari andiamo un po' a Vicenza che ha già chiuso le prenotazioni, e altri in attesa che arrivino altre programmazioni di vaccini e ci permettono di aprire agende fino a fine giugno, per dire, no? Perché il nostro problema è che se noi avessimo uno schema di arrivi da qui all'infinito potremmo tranquillamente affrontare agende e aprire per tutti, ma non, abbiamo anche il rischio poi di dover disdettare. Quindi per noi questa è la partita fondamentale, si va avanti. Vi ricordo, me lo ricordava anche stamattina l'assessore,
che c'è l'esenzione ticket per 2 anni per chi ha postumi da Covid, quindi ha avuto il Covid e deve essere curato di Covid, io penso che chi ha postumi di Covid deve avere l'esenzione ticket per sempre, ve lo dico sinceramente, perché un'insufficienza respiratoria acuta, un'insufficienza renale, un'encefalite che lascia sintomi, cioè noi abbiamo pazienti che sono usciti non più deambulanti in carrozzina, perché il Covid è bastardo, cioè non è che ti fa venire la tosse e passa tutto come qualcuno vuole far credere, noi abbiamo anche questi postumi e non è perché non sono stati curati bene a casa, perché vi ricordo che un 5-7% dei pazienti ha comunque bisogno dell'ospedale. Su 421.000 pazienti, o meglio positivi, metà non hanno avuto nessun sintomo. Gliel'abbiamo detto noi che erano positivi perché li abbiamo intercettati, erano conviventi di un positivo, compagni di giochi o di lavoro, colleghi di lavoro. L'altra metà, il 90%, 95% è stato curato a casa, ma purtroppo il 5-7% ha dovuto avere un ospedale e nel peggiore dei casi anche con un respiratore e una terapia intensiva. No, questa qui sapete è inserita nel decreto sostegni bis, quindi è novità di ieri. Noi prepareremo un provvedimento per dare poi attuazione e indicazioni alle USL rispetto appunto all'applicazione di questo che è inserito nell'ultimo decreto. Però l'appello al legislatore di valutare di garantire un'esenzione, questa è una malattia che se uno se la porta avanti tutta la vita, una patologia, diciamo, i postumi di questa patologia se diventano invalidanti o hanno bisogno di cura per tutta la vita, io penso che davanti a una guerra, terza guerra mondiale come questa, vada riconosciuta il ruolo di questi reduci, perché comunque ha colpito le persone duramente. Se voi ne conoscete qualcuno, molti vi dicono ancora non riesco a dare il giro del fiato. Quante volte avete sentito questa frase? Domande? Prego. Oggi c'è anche il Giro d'Italia, vi ricordo, oggi il Giro arriva a Verona, cioè, insomma, e domani parte da Cittadella e lunedì arriva, ci sarà la tappa Sacile-Cortina e ci saranno i passi, ci sarà lo Zoncolan, ci saranno le Fedaie eccetera, arriverà a Cortina. Quindi lo dico ai veneti perché questo è un ulteriore sacrificio della regione che tutti gli anni, lo fa volentieri, concorda con RCS il passaggio del Giro. Spero che non piova. Le mani si sono alzate in quest'ordine: Pederiva, Tosato, Guidone e Pittarello. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ieri l'assessore Lazzarin ci dava i numeri relativamente ai sanitari non vaccinati, quei 6.312 Sì. se non sbaglio. La Regione ha una linea da questo punto di vista nel far rispettare il decreto, ovviamente al netto di chi non può vaccinarsi? Sì, allora guardate, intanto c'è un dato proprio di questa mattina importante, mi sembra sia degli SS o non so di chi sia, non mi ricordo neanche più, comunque è ufficiale, lo trovate nelle agenzie, da qualche parte lo trovate, e si dice che il 10% dei sanitari nazionali non si vaccinano. È la stessa nostra, noi abbiamo 6.290 mi sembra, c'è il caso dei bellunesi, famosi 60 ricorrenti, i primi 3 firmatari erano i 3 medici che hanno ritirato il loro ricorso, la loro firma a ricorso, questa è la notizia che vi posso dare. Io dico che la vaccinazione è volontaria, dopodiché c'è stato questo decreto che verrà convertito per fine mese che impone la vaccinazione con tutto un percorso. Capite che è un po' cambiare il limite di velocità mentre tu percorri la strada, perché voi vedetela da un punto di vista giuslavoristico, no? Un dipendente della regione della sanità che è stato assunto con delle regole si trova la regola cambiata. Io non li sto difendendo, dico che è una materia molto ostica. Cosa prevede il decreto? Prevede che noi si avvii tutta la fase di dare la possibilità di prenotarsi, alcuni si stanno prenotando obiettivamente. Ecco, intendiamoci, nel 10% nazionale e regionale c'è da dire che c'è una quota anche di chi non si può vaccinare, questo lo dobbiamo ricordare a tutela di chi non si può vaccinare. Dopodiché noi dobbiamo dire, gentile signore, abbiamo visto che non si è vaccinato e quindi i provvedimenti sono partiti in questo senso, le ricordiamo che può prenotarsi. Poi c'è ovviamente, dopodiché parte una sorta di messa in mora, è prevista la sospensione o la ricollocazione, però capite che un medico non è che lo puoi
ricollocare un operatore sanitario o sospendere. Noi abbiamo bisogno come l'ossigeno di questi operatori. Molti sono anche di RSA, di case di riposo, andrebbe ricordato anche questo. Quindi i temi sono la sospensione e la ricollocazione, l'avvio del procedimento che le ULSS fanno seguite da avvocati giuslavoristi. Se dopo volete che vi dia la mia impressione, ho l'impressione che questa qua si trasformerà in un mare di scartoffie che durerà anni, perché comunque il decreto, adesso vedremo come verrà convertito, se verrà un po' più aggiustato, fra virgolette, in maniera, però non è una questione facile. Di certo è, dal punto di vista etico, mi permetto di dire, io ho sentito anche delle interviste, fra l'altro anche ieri sera, dal punto di vista etico, tu fai il poliziotto, sai che devi portare l'arma, vai e ti lauri in medicina, sai che quando parli di virus, cioè, cominci a parlare di vaccini. Fai il pasticcere, non puoi essere allergico alla farina. Insomma, ogni mestiere ha le sue prerogative. Pensare che un medico dica no ai vaccini, allora io ho sentito le contestazioni, io non difendo i vaccini, io sto qua a dirvi come stanno le robe, lo dico a quelli che hanno tanto tempo da perdere per contestare tutto quello che diciamo o dico. Se la contestazione non può essere, la sperimentazione è stata troppo breve per cui io non rischio. Io vedo che tutto il mondo in maniera mutualistica e anche con una forma di solidarietà, mi permetto di dire, per uscire da sto incubo, io compreso e anche l'assessore, non so se è noto che è noto? Si è vaccinato? Sì. Ah, lo sanno? E sono stata anche spostata. Il vaccino è un farmaco, non è che uno si alza al mattino e dice oggi mi faccio un vaccino, ma signori, vie di uscita alternative non ne abbiamo. E allora ognuno di noi ha portato il suo piccolo contributo, assumendosi una parte di rischio, perché è un farmaco. Come se ci dicessero tutti i giorni di prendere un'aspirina per il bene della comunità. Uno può dire, senti, ma forse dopo ha un'azione anticoagulante, potrebbe avere problemi. Perché vi dico questo? Perché tutti noi stiamo facendo abbiamo fatto questa scelta poi per la difesa non solo di noi stessi, ma anche dell'immunità di gregge della comunità, e i risultati si stanno vedendo. Tutto qua. Quindi non è stimabile al momento ancora l'impatto degli eventuali spostamenti del personale? Io penso anche che non sia neanche stimabile quando, perché ormai siamo già nei tribunali, fate un po' voi. Avrei poi due richieste, Presidente, che arrivano da lettori. Uno dal mondo dei casinò, nel senso che chiedono se sarà possibile riaprire il casinò di Venezia dal 7 giugno. È una domanda che fanno alla luce di quanto era accaduto in Sardegna, dove il Presidente Solinas ha aperto casinò. Nel breve intermezzo di zona bianca in realtà aveva tenuto chiuse le attività di gioco legali. Le attività sono chiuse, noi stiamo lavorando, ne ho parlato anche col collega Totti, ci siamo sentiti, lui ha anche lui casinò a Sanremo. Di pensare che nel momento in cui si diventasse zona bianca ci sia la possibilità di prevederne un'apertura. Stiamo lavorando su questo, perché le sale gioco, se non ricordo male, sono chiuse fino al 15 di giugno, se non ricordo male. Per le sale gioco ieri la conferenza delle regioni ha approvato le linee guida, cioè ieri quindi ci siamo. Le linee guida insomma le abbiamo approvate e c'erano le sale gioco anche. Ok, la seconda domanda invece era relativa alla vaccinazione degli studenti maturandi, nel senso che ci sono studenti che poi partono per Erasmus, prima esperienza universitaria. Adesso guarda, stiamo facendo gli ultimi conti, anche perché ci vogliono i vaccini, siccome abbiamo seguito le classi di età come correttamente tutti dovevano fare, adesso noi abbiamo questi 43.000 slot liberi, cercheremo di capire come gestire questi 43.000 e capire anche con gli invii. Ne abbiamo parlato anche con l'ufficio scolastico regionale. Dopodiché la maturità, sapete che il colloquio viene fatto in ambienti grandi, e in grandi ambienti non c'è assembramento, c'è il tema magari degli esami scritti con le aule, ma insomma cercheremo di capire cosa si può fare. Siamo stati i primi a porre questa questione, dopodiché ci vogliono anche i vaccini però. Risulta che il Lazio abbia vaccinato i maturandi o voglia vaccinare i maturandi? Ma sì, risulta che il Lazio voglia vaccinare tutti, però leggo tutti i giorni, anche noi, però io ho capito una roba che fa notizie, hanno aperto i quarantenni, noi stiamo vaccinando da giorni i quarantenni
e penso che sia assolutamente, ma di molti colleghi, so che l'assessore, se vuol dire, hanno fatto anche una riunione ieri per parlare di questo tra colleghi, no? Sì, no, cioè nel senso che, e credo che la settimana prossima, ve lo dicevo anche ieri, ci sarà un incontro tra le regioni e il commissario Figliuolo per capire anche, perché poi sui target si vorrebbe avere un'uniformità che non sempre c'è, perché ci sono queste fughe insomma in avanti che creano, metti alla regione che è un po' più, la libertà deve essere data, ma che ci sia come finora c'è sempre stato, quindi basta un'uniformità. Poi adesso se arriva anche il via libera di Pfizer dai 12 anni in su, è chiaro che dovremmo fare un ragionamento complessivo. E poi c'è il rientro degli studenti a fine estate, però ci voglio, guardate, io penso che sia legittimo quello che stanno facendo tutte le regioni, Lazio compreso, ma è fondamentale, perché credo nell'autonomia, ma è fondamentale far capire ai cittadini che, come si diceva una volta, o cinema o gelato, cioè noi ragazzi qua in Veneto lo diciamo spesso, se vacciniamo, abbiamo detto vogliamo mettere in sicurezza gli over 60, ma andate a vedere quanti vaccini abbiamo utilizzato. Se invece qualcuno fa altre scelte, ho dei colleghi che dicono un po' di over 60, un po' di studenti, un po' di turisti, ho capito io, però vuol dire che quelli più a rischio non li metti in sicurezza. Noi abbiamo fatto questa scelta che sta pagando. Prego. Tosatto. Sì, buongiorno. Buongiorno. A proposito di regole, di uniformità, a me ha stupito un po' il fatto che alcuni suoi colleghi, da Federica a Toti, abbiano criticato la sua volontà di vaccinare i turisti che arriveranno in Veneto. A me non risulta che siano stupiti, anzi ne abbiamo anche parlato. Sono dichiarazioni ufficiali circolate in agenzia. Ma no, probabilmente quelle che ho visto anch'io sono magari a rappresentare la difficoltà di farlo, che è condivisibile l'affermazione che hanno fatto. Dopodiché capite che noi siamo una regione che, come paragonassimo, dimensionalmente siamo una regione che fa 72 milioni di presenze turistiche, il 67% sono stranieri, 18 miliardi di fatturato. Siamo la regione più bella del mondo, abbiamo tutto, montagna, mare, terme, lago, delta del Po, spiagge, città murate, colline. Dove la trovate una ragione così? È ovvio che ci preoccupiamo di quello che è anche questo. Guardate, lunedì non questo, così vi do una notizia, ma l'altro ancora, che è il 31, ci sarà il ministro Garavaglia in visita ufficiale e quindi ne parleremo anche in quell'occasione. Ma è legittimo che ogni regione poi tari. Noi abbiamo detto che se un turista ci chiede di poter fare la seconda dose, e ve l'ho già detto, non immagino il salto di diligenza, chi è di voi che andrebbe in vacanza a farsi la seconda dose? No? Anche sì. Tu stai 4 giorni in vacanza e 2 di febbre magari. No, confidiamo che non... Sì, vabbè. Ipotizziamo che mi arrivi Filippo Tosato e mi dice: guardi, senti, io vengo da fuori regione o vengo da Berlino, vorrei farmi la seconda dose Pfizer, se mi certifica che la prima c'era già, gliela facciamo. Io l'ho detto anche in riunione a livello nazionale, facciamo una ricevuta con il numero del lotto e tutto, poi tornerà a Berlino o nella sua regione e dirà: guardate, il Veneto mi ha certificato la dose, non esiste il Green Pass e non è un Green Pass fatto fuori zona, funziona, no? Se da me venisse un cittadino veneto e mi dice: guarda, io sono stato in un'altra regione, mi hanno fatto la seconda dose, lo registriamo, figuratevi. No, appunto perché siccome le obiezioni non sono di merito, ma sono esclusivamente pratiche, cioè quelli che non sono, mi pare che anche Figliuolo, insomma, senza accennare direttamente, però ha detto: non distraiamoci, non facciamo propaganda, andiamo avanti per la nostra strada. Nel senso, uno fa propaganda, ma se Figliuolo ha detto questo, Sileri ha detto che va bene, Costa ha detto che va bene, sto parlando del vice ministro. Guardate, qui non è che facciamo discussioni su un problema che non è un problema. Se affrontiamo questo problema delle vaccinazioni pensando di fare un click e collegare il vaccino fatto al signor X in tutto il mondo, vi dico io che è una follia, non si riuscirà mai a fare. Se usciamo da questo schema mentale tutto italiano e pensiamo a un pezzo di carta che è anche Green Pass, uno va dove vuole, poi se lo porta a casa, poi posso dire, siccome sembra che il richiamo si debba fare dopo 9 mesi,
dopo 9 mesi non gli serve neanche più magari registrarsi, perché dice c'ho già il richiamo, quindi sono già a posto. Sì, no, la domanda era questa, no? Siccome obiezioni di principio non ce ne sono, ci sono obiezioni pratiche sul numero di vaccini. Ma infatti dobbiamo incontrarci su questo. Però ieri l'assessore Lanzarin ci diceva: guardate che non stiamo parlando di un numero di vaccini impressionante, parliamo alla fine di numeri ridotti. Un servizio. È un servizio, posso dire, è un cameo, è un atto di cortesia, di gentilezza nei confronti di ospiti che scelgono il Veneto. Quando vai in camera, no, ti trovi la boccetta mini di olio piuttosto che 2 mele da mangiare perché sei appena arrivato dal viaggio, e trovo anche il vaccino. Non è proprio la stessa cosa. Però è un atto di cortesia nei confronti dell'ospite che ci prega. Fra l'altro vi annuncio, ho parlato con l'assessore Caner, che abbiamo le prenotazioni sicuramente in totale accelerazione. Mi sa che qua recuperiamo 2 anni in uno se il Veneto viene scelto. Ringrazio anche Red Canzian che si è prestato gratuitamente a questo spot che magari avete già visto, e che è uno spot fatto con il cuore, e penso che la squadra veneta, partendo ovviamente dagli operatori che sono loro, i centroavanti, funziona. Quindi stanno arrivando prenotazioni non solo dall'Italia, quindi ringrazio tutti i cittadini italiani che stanno scegliendo il Veneto, ma anche dall'estero in maniera importante. Adesso vedremo Pentecoste come andrà, con tutte le limitazioni, perché stiamo ancora comunicando di un paese che ha il coprifuoco. Si è sentito con il commissario Figliuolo? No, in queste ore no, lo chiamerò però. Io poi avrei 2 domande di lettori che sono sul vaccino, che non sono casi individuali, però sono casi specifici che possono interessare, magari le rivolgo all'assessore. Va bene, ok. Grazie. Se no te fa tutta la conferenza stampa. È tornato un po' così, un po'... mi sono riposato, ho pensato tanto a te. La prego di concentrare i suoi pensieri su obiettivi più nobili e rilevanti. Insomma, sono i cittadini che mi stimolano. Va bene. Prego. Guidone. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo chiederle questo. I dati che ci ha appena fornito dimostrano che grosso modo, insomma, la curva riguardo alla curva della pandemia, in questo mese di maggio si sta ripetendo un po' quello che è successo a maggio dell'anno scorso, no? Con questo grande calo, e lei stesso ha detto che questo virus, lo sappiamo tutti, ha un andamento stagionale ben preciso, ecco. Non tutti, perché c'è ancora qualcuno che nega l'evidenza, ma comunque. Ecco, allora molta gente si chiede se con questi dati, con queste evidenze, se la vaccinazione massiccia che è stata fatta, soprattutto qua in Veneto, diciamo dagli over 60 soprattutto, che sono tutti sopra l'80% come ha detto lei, potrà evitare il ripetersi di un'altra ondata a ottobre, come è successo invece l'anno scorso, e quale invece potrebbe essere un fattore di rischio. Ma guardate, io non ho la sfera della verità. E si dubiti. Mi scusi, per esempio l'estate scorsa sono state colpevolizzati molto i giovani che andavano in discoteca. Ma sentite anche sta storia, ma scusatemi. L'estate scorsa io ho sentito dire che avevamo gli ospedali pieni, erano vuoti. L'estate scorsa abbiamo avuto un virus che non era quello della primavera scorsa. C'è il virus che è arrivato il 21 febbraio 2020, in estate non c'era più. C'è stata una nuova mutazione che faceva una montagna di asintomatici. Vi ricordate? Lo ricordiamo spesso, i macelli, la caserma Serena di Treviso, scoperti per caso, fra l'altro, tutti asintomatici. Jesolo, che poi è un'infezione che è partita d'estate, ve l'ha detto la professoressa Ricci, e si è spenta d'estate, perché poi in autunno non avevamo più quella mutazione. Quindi, allora, dubitate da quelli che vi dicono cosa accadrà da qui ai prossimi 100 anni. Io direi che intanto dobbiamo guardarci indietro e dire che davanti c'è più sole della pioggia che abbiamo preso fino adesso. La luce in fondo al tunnel c'è, non è il treno, quindi possiamo avanzare. Penso che noi dovremmo fare il terzo richiamo, a 9 mesi
ormai si ipotizza della programmazione del terzo richiamo. Avete visto che Johnson in Gran Bretagna sta programmando il terzo richiamo. Penso, come si dice nel mondo scientifico, che questo diventerà un virus per il quale noi faremo il vaccino come l'antinfluenzale. Poi uno può scegliere di farlo o non farlo il vaccino. Ovvio che questo è un virus a bassa letalità, cioè è un virus che dà bassa mortalità, brutto da dire, ma è un virus che ha bassa mortalità e quindi è un virus che convive di più col suo ospite, cioè con noi che ce lo prendiamo, perché se ammazzasse l'ospite in maniera scientifica finisce che non trova più neanche il modo di replicarsi da un ospite all'altro, no? Perché se tu entri in un ospite e il tuo ospite muore, finisce lì la storia del virus. Invece il virus ha bisogno di passare da persona a persona, da ospite a ospite. Quindi io penso che nessuno lo può dire. La speranza qual è? La speranza è di continuare con le vaccinazioni, che sicuramente non saranno sospese, e di andare verso un percorso di normalità graduale, dove avremo una certezza che comunque questo virus prima o poi ha due alternative: o sparisce, possibile già sparire, cioè SARS è sparito, è scomparso, o diventa endemico, cioè diventa ubiquitario, diventa una cosa di famiglia, fra virgolette, no? Non come adesso che ci ha presi un po' lo sprovvisto e non avevamo le difese. Tutto qua. Poi ho visto anche dichiarazioni che dice, forse Montagnier, ho letto ieri, che dice che le mutazioni sono causate adesso non vorrei riportare male, dal fatto che la vaccinazione crea dà differenziazioni. Può anche essere, però insomma abbiamo visto, insomma, che i dati ce li abbiamo qua. Oggi è una buona giornata rispetto ai tempi bui che abbiamo avuto, penso a marzo del 2020, a dicembre del 2020, insomma è andata bene. Ecco, nessuno lo dice mai. Posso dirvi una roba? Diciamo che il Veneto, con la sua gestione, le sue critiche che ha avuto per aver chiuso le scuole tutto a gennaio, ve la ricordate, no? Le scelte abbiamo fatto, noi la terza ondata l'abbiamo subita meno degli altri. Questo mai nessuno lo dice. Guardate i numeri di come è stata gestita la fase della terza ondata. Ovviamente si parla solo quando c'è da parlare male del Veneto, ma vorrei ricordare che la terza ondata ha picchiato in giro per l'Italia. Voglio ricordarvi che l'Emilia Romagna ha chiesto, me l'avete chiesto voi, se avevano chiesto ospitalità di terapie intensive. Cioè quando tu chiedi di portare fuori i pazienti vuol dire che sei pieno di contagio, e non è colpa della regione, è che va così. Noi la terza ondata ce la siamo gestita molto meglio. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Stefano Pittarello. Ci ha dato la notizia, primo Presidente, che allora dei primi 3 medici bellunesi, dei 62 ricorrenti, hanno ritirato il discorso. Me l'ha riferito la dottoressa Carraro ieri sera. Ecco, dalle notizie che ha è una breccia che si apre, potrebbero essere anche altri che seguono. Ma non ve lo so dire, però sentite, io penso che il medico, oltre a decidere se farsi o non farsi il vaccino, deve dare anche un segnale alla comunità, perché comunque è un'istituzione di riferimento il medico. Cioè, di certo non è, cioè, un discorso è dire, cioè, posso arrivare anche a comprendere uno che ha la preoccupazione, no? Ma non che questa preoccupazione si trasformi, non sto parlando di questi 3 medici, si trasformi nella volontà di dire a tutti di non farlo, perché allora si apre un altro scenario. Però insomma è ritirato il ricorso, quindi vuol dire che il Tribunale si occuperà degli altri ricorrenti ma non dei 3 medici. E un'altra brevissima invece, una ripetizione probabilmente, ma che viene chiesta spesso anche in quello che ci chiedono chi ascolta. Sostanzialmente con il 7 giugno, ipotizzando, incrociando le dita e tutto, zona bianca, il coprifuoco che invece sparisce, anche se è il 15 la data indicata. Ah, il 21? Il 21 credo sì. Il coprifuoco per l'Italia a condizioni di oggi del decreto sparisce il 21 giugno. Da noi sparirebbe 2 settimane prima. Sparirebbe, usato il condizionale, nel senso che bisogna arrivarci sani al 7 giugno. Con tutte le indicazioni comunque relative a aperture locali e via dicendo. Grazie. Ci sono altre domande per il Presidente? Lascio l'assessore. Grazie, buongiorno, ci vediamo lunedì. Grazie. Mi pare che qualcuno avesse da chiedere qualcosa all'assessore Lanzarin, prego.
Assessore, buongiorno. Buongiorno. Due quesiti che arrivano da lettori. Il primo è questo: famiglia che ha avuto il Covid, si sono negativizzati, però devono aspettare mesi, almeno 3 mesi per fare il vaccino, no? Come possono fare per avere una specie di lascia passare? Molti hanno il certificato di avvenuta. Allora, devono andare dal proprio medico o comunque se sono stati seguiti eccetera all'USL di competenza. L'USL rilascia un certificato che hanno avuto il Covid e vale come famoso Green Pass finché non ci sarà insomma un formato unico e europeo, insomma o nazionale, non lo so, perché voi sapete che le 3 caratteristiche per non so, entrare nelle case di riposo, per esempio, facciamo questo esempio, per entrare nelle case di riposo per fare le visite sono o l'avvenuta vaccinazione, e quindi il certificato di avvenuta vaccinazione, che sapete, che l'ho detto anche ieri, che con l'ultimo decreto hanno previsto appunto che venga rilasciato dopo la prima dose e dovevano essere trascorsi 15 giorni. Quindi noi abbiamo dato, o lo stiamo dando, insomma ieri avevo parlato con la dottoressa Russo, indicazioni affinché le USL, che oggi probabilmente rilasciavano dopo la seconda dose, perché quella era l'indicazione, di rilasciarlo adesso dopo la prima dose un certificato, perché dopo 15 giorni vale come Green Pass, no? Poi c'è il tampone nelle ultime 48 ore, oppure avere avuto il Covid. Come fanno a dire ho avuto il Covid? Avere un certificato di un medico, quindi il proprio medico di famiglia o comunque l'USL di riferimento, che faccia questo attestato che la persona ha avuto il Covid. Bene. L'altra domanda, un po' più, insomma, una persona che vorrebbe rientrare in Veneto da un paese extraeuropeo, dove ha fatto la prima dose di vaccino, paese extraeuropeo, prima dose di vaccino, quando rientra deve sottoporsi alla quarantena o è sufficiente esibire la certificazione della prima dose? Allora, oggi se ci sono indicazioni rispetto a questi paesi, se uno dei paesi insomma sotto la lente di ingrandimento dovrà fare quarantena quanto deve fare, altrimenti non mi risulta che debba fare la quarantena, perché se il Green Pass vale in entrata come in uscita, quindi però bisogna capire da che paese. Sì, in questo caso per esempio era il Tagikistan. Su questo non saprei proprio. Se rientra tra i paesi sono maggiormente a rischio, no? Però se uno ha fatto una dose di vaccino e gli rilasciano qualcosa, quello dovrebbe, rispetto a alcuni paesi, essere sufficiente. Dovrebbe, parlo al condizionale, perché poi voi sapete che c'è una normativa sui paesi esteri, sulla quarantena, sul tampone, 48 ore, cioè è molto complicata, stiamo cercando anche noi di capirla bene, perché non è proprio semplice. Certo. E a proposito di vaccini, il Presidente prima accennava al terzo richiamo. È ipotizzabile il terzo richiamo in una fase temporale che coincida con la conclusione dell'effetto immunizzante? Sì, mi sembra che ci sia stato un pronunciamento, adesso non ricordo dove, che il terzo richiamo potrebbe scattare dopo i 9 mesi, no? E quindi dopo i 9 mesi ci sarebbe bisogno della famosa terza dose che fa da booster e protegge. Però anche qui aspetteremo indicazioni, ci sarà il CTS, AIFA, insomma, che su questo si esprimeranno, e di conseguenza le regioni si organizzeranno. Quindi da noi i primi che si sono vaccinati sono quelli del 27 di gennaio e poi insomma del 27 di dicembre, poi del 1 gennaio, vuol dire che andiamo a fine settembre, insomma, in teoria. A fine settembre? Sì, 9 mesi. Sì. Sì. La ringrazio. Domande per l'assessore Lanzarin? Non ci sono domande, quindi chiudiamo qui. Grazie a tutti, buona giornata.